E buongiorno a tutti e bentornati amici di Io Compro Siciliano Live, mezzogiorno, quindi puntualissimi anche oggi che è lunedì e siamo pronti per dare vita a quest'altra puntata di Io Compro Siciliano Live che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì da mezzogiorno a mezzogiorno e 20. Allora, andiamo a Palermo, c'è Nicolò in regia, buongiorno Nicolò, buon lunedì anche a te, Marzia sono in redazione e a questo punto io accoglierei subito l'ospite di oggi. Oggi parliamo di moda e do il benvenuto ad Andrea Bertini, stilista, che è qui con noi. Andrea, buongiorno. Ciao Cristina, ciao a tutti. Benvenuto. Allora, io ad Andrea avrei dato 18 anni, vi dico la verità, perché quando l'ho visto ho detto, ma sei un bimbo? No, bravo. Hai qualcosina in più. Vabbè, possiamo dire l'età, no? Quasi 28. 28, ma sei giovanissimo lo stesso. Allora, devo dire che tra poco avremo modo di conoscere bene Andrea, anche perché tra l'altro avremo un paio di video che lo riguardano, ma io intanto vorrei, Andrea, sapere da te, visto che parliamo di moda, com'è nata la tua passione per la moda? Tra l'altro diciamo che tu sei l'ideatore del brand Antudo Fashion. Esatto, ok. Intanto come nasce la tua passione per la moda? Raccontami un po' quello che è stato il tuo iter. Allora, la mia passione per la moda è nata un po' per gradi, nel senso che io ho avuto degli studi prettamente scientifici, ok? Ok. E ho iniziato a disegnare un po' per conto mio. Poi alla maturità ho preso questa decisione di iscrivermi al Politecnico di Milano, alla facoltà di Fashion Design, per cui ho deciso di iniziare questo percorso nella moda, perché sentivo che avevo, ecco, questa voglia di cimentarmi in questo mondo. E devo dire che è stata un'ottima scelta perché poi dopo 3 anni mi sono laureato e ho iniziato a progettare questo brand che è Antudo, prettamente made in Sicily, e l'ho fatto un po' alla volta, un passo alla volta, con tutti come dire, gli incidenti di percorso che hanno tutti questi giovani imprenditori, perché da stilista mi sono anche, ecco, improvvisato imprenditore, e piano piano, insomma, sono riuscito, ecco, di recente anche a aprire il mio atelier in piena pandemia. Ecco. È stato un po', insomma, è stata un'avventura, ma adesso devo dire che il periodo si sta al momento, come dire, riprendendo. Esatto, anche nel periodo quindi della pandemia pure tu hai rischiato come altri imprenditori e devo dire che comunque il rischio poi alla fine ti sta dando delle soddisfazioni. Complimenti ai giovani imprenditori che rischiano nonostante le difficoltà. Io credo proprio che poi ogni cosa, tutto torna, no? Tutto torna in maniera positiva, ovviamente in questo caso, Andrea. E sono molto contenta di averti ospite, devo dire la verità, oggi perché apprezzo la volontà, no? Io di questi giovani che forse un po' con poca incoscientemente, diciamo così, no? Si buttano, no? In questo mondo che sia mondo legato alla moda o altro e quindi insomma giovani come te ne vogliamo veramente tanti, quindi mi raccomando seguite l'esempio di Andrea. Quindi Andrea, come è iniziata questa tua creazione? Nel senso, tu a cosa ti ispiri quando realizzi, quando disegni gli abiti? Allora, innanzitutto io parto dal concetto che voglio raccontare qualcosa di siciliano, qualcosa di diverso, qualcosa al passo coi tempi, che possibilmente riesce ad arrivare a tutte le età. Questo anche perché io ho il desiderio e riesco anche ad avere clienti di tutte le età, dalle giovanissime fino alle più grandi, mamme dello sposo, della sposa. Questo lo faccio tramite il mondo della cerimonia e il mondo del prêt-à-porter, che è molto sartoriale, come ad esempio la scimitar che vedi è uno dei capi che io presento in atelier. Quando la cliente entra, io il capo lo faccio ex novo su misura in base a quelle che sono le direttive della cliente. Quindi ci sono dei pezzi che io creo un po' a mio gusto, che presento, e poi i pezzi che chiaramente poi in base alla richiesta della cliente io creo per lei. Ed è una cosa bellissima perché ho notato da subito, a dire il vero, ma anche adesso, in questo periodo, che la cliente è molto contenta della possibilità di avere un capo sartoriale, ma che può personalizzare dal Certo. tessuto al taglio, che è una cosa che oggi non è molto, diciamo, come dire,
Molto conosciuti. facile, infatti, certo, non è neanche molto semplice, diciamo. Sì, sì, perché chiaramente io do la mia più totale disponibilità dal WhatsApp, ecco, alla mia presenza in negozio che chiaramente orienta la cliente, e questo è chiaramente un valore molto apprezzato. Tu E per esempio il momento della pandemia, scusami Andrea, come l'hai vissuto? Hai continuato comunque a lavorare, a studiare su, a quello che dovevi fare? Credo che in testa avevi veramente mille idee, no? Sì, sì, quello costantemente, a maggior ragione durante questo periodo ho avuto la fortuna, in quanto ecco sartoria, di poter rimanere aperto come laboratorio, però non Certo. potevo nelle zone rosse ricevere clienti, quindi sicuramente ho avuto a livello produttivo dei rallentamenti. Adesso sto cercando di riprendermi il più fretta possibile, perché la situazione si sta sbloccando soprattutto con le cerimonie. Però è così, sicuramente ho passato il tempo a progettare, a pensare al futuro, ho tantissime proposte, anche perché il mio obiettivo è sicuramente mettere le basi qua a Palermo e creare un mondo tutto mio, soprattutto per il mondo cerimonia, e poi ecco, portare tutto il mondo delle stampe, delle mie stampe, il mondo siciliano mio, portarlo anche fuori. E questo richiede tutto un altro processo di, come dire, di investimenti, di lavoro, di collezioni, che se ci sarà l'occasione, speriamo di sì, che usciremo da Sì. questo braccio, farò assolutamente. Quindi ho come obiettivo quello di andare avanti. Bravo, andiamo avanti sempre in maniera spedita. Dai, allora mi fai capire alle tue spalle, mi fai capire la stampa Sì, dell'abito che c'è alle tue stampe, alle tue spalle, questa, scusa, andiamo. Ecco. su questa, perché questa è una stampa, è una rivisitazione mia di una maiolica di un collezionista privato a Palermo, che colleziona maioliche questa in particolare era una maiolica di un palazzo di Palermo abbandonato. Quindi io Ok. qui entro in gioco a livello creativo, prendo quello che noi ci dimentichiamo, quelle che sono le nostre bellezze dimenticate di Palermo, della Sicilia, e le reinterpreto ecco, con quelli che sono i miei dettagli, che possono essere i miei colori, ecco, perché vedi c'è il giallo, il rosso, Bellissimo. il nero, e racconto ecco, questo pezzo di Sicilia dimenticata. È una stampa originale, ad esempio, di questa pochette, che è una pochette artigianale fatta a mano. Ce ne Ok. sono pochissimi pezzi, quindi oltre al fatto di essere artigianale è super esclusiva, ce ne sono pochissimi in tutta Palermo, Sicilia. E questo è quello che trovate nel mio mondo, nel mio atelier. Andiamo a vedere un video che ti riguarda, Andrea, se sei d'accordo? Sì. Andiamo. Antudo, Made in Sicily ci va proprio di specificare questa cosa. Andrea, il nostro ospite di oggi, è questo giovanissimo stilista talentuoso siciliano che ha deciso comunque, e ce la farà, di portare il Made in Sicily in giro per il mondo, fonte di ispirazione. Tra l'altro diciamolo pure Andrea, perché questa è una cosa importantissima. Tutti i capi che escono dal tuo laboratorio hanno l'etichetta Made in Sicily. Assolutamente, sì, perché è la verità, sono made in Sicily, sono fatti in Sicilia al momento siciliani, ma nel senso è il mondo, è il nostro mondo, quello che respira, è il mondo della moda siciliano, il mondo dell'artigianalità
siciliano che esiste, è fatto di tante realtà, dalle più piccole a quelle medie e grandi, e che ha la sua, come dire, inizia a avere la sua voce. Ed è per questo che sono contentissimo di essere vostro ospite, perché quello che io realizzo andando avanti in questa mia avventura, che comunque ho iniziato da poco, come ti dicevo, è che non sono solo, perché ci sono tante realtà nella moda, ma anche nell'artigianato, e questa è una cosa bella che io già davo per scontato, perché essendo innamorato della Sicilia e di tutto questo mondo, ecco, non avevo bisogno di saperlo, però sicuramente fa piacere, soprattutto ecco, in questo periodo, perché tutte quelle che erano le realtà artigianali con cui mi sono approcciato in più mesi sono riuscite a superare questo periodo con tutte le difficoltà, però ecco, ci sono riuscite, vanno avanti e le clienti, come dire, iniziano finalmente ad acquistare, a comprare, riprendono le cerimonie, e questo è tutto un Certo, mondo meno che male. sta riprendendo. Ecco. Mi dici come mai hai scelto proprio il nome Antudo? Antudo è il motto dei Vespri siciliani. Il popolo siciliano, quando ha cacciato via i francesi un paio d'anni fa, gridava Antudo, che vuol dire il coraggio Coraggio. del Signore, non i francesi. Quindi Antudo è un po', significa coraggio, significa raccontare il Sud, significa avere un'identità e gridarla al mondo, perché proprio il popolo gridava Antudo, quindi è un marchio che sicuramente vuole andare avanti e portare il Made in Sicily in tutto il mondo. E lo fa perché è fatto da me, ma io l'ho visto perché io alla fine nel mio piccolo ho lavorato più di 5 anni nel retail di lusso, soprattutto Roma, Milano, ho avuto modo di interfacciarmi con clientela dei paesi arabi, russi, canadesi, americani, dell'estero. Certo. E loro vanno matti per tutto quello che è mediterraneo, per tutto quello che è siciliano, e come si ritrovano tra le mani un pezzo così, loro impazziscono, quindi va Ecco. assolutamente raccontato e portato fuori. Tu, Andrea, allora, la tua prima collezione mi pare che è stata presentata ad Alta Roma, all'evento Alta Roma 2018. Sì, Che emozione avevi quel giorno? ho dormito un'ora, nonostante ciò ero molto emozionato. Le sfilate sono per un creativo qualcosa di molto forte, perché ti provano a livello fisico a livelli veramente stremanti, perché fino all'ultimo c'è sempre qualcosa da portare avanti, però a livello ecco, emotivo, creativo, personale è qualcosa di meraviglioso, non si può descrivere. È come mettersi nudi di fronte al mondo, perché tu in quel momento stai presentando un pezzo di te e ti chiedi piacerà, non piacerà, è molto emozionante. È una cosa che è venuta a mancare in questo periodo e che non Certo. vedo sicuramente l'ora di poterla rivivere, perché Ecco. è bene, perché Le piace. sfilate, insomma, bellissimo. Il presentare una collezione, credo che sia un'emozione veramente straordinaria. E anche sapere che questo mondo possibilmente potrà riprendere fa stare anche molto bene, sicuramente me, perché Altro che. le collezioni poi richiedono chiaramente la sfilata, ma ecco è un momento poi vissuto qua a Palermo, quindi un momento per me, per le mie clienti, per ritrovarci, nuove clienti, per chi segue il marchio, serve. Io spero di poterne fare una il prima possibile. Sì, sì, sì. Ho sicuramente delle collezioni come quella che vedi, questo è il pezzo di chiusura. E adesso lo vediamo il pezzo di chiusura, Andrea, perché io mi sto riservando, devo dirti che mi sto tenendo veramente tantissimo, perché avrei voluto chiedertelo già all'inizio, ma mi sto tenendo un attimo, no? Quindi sto andando praticamente cauta, perché sono curiosissima. A Il parte la Sicilia, sì, dimmi, pezzo dimmi. forte, no? Sì, Qual è è il la tua fonte di ispirazione, Andrea? allora, A parte la Sicilia, no? ma Quando tu penso fosse realizzi una. la femminilità, ma femminilità intesa come voglia di esprimersi. Io cerco sempre la cliente, ma anche una mia semplice creazione, di raccontare qualcosa di femminile, facendo sentire appunto la persona che le indossa, la donna, chiunque voglia essere femminile, sicura di sé, orgogliosa, forte, senza andare a ricorrere, non dico per forza la classica scollatura, quindi perché non l'abito di tule? Questo chiaramente è molto carico perché è il pezzo di chiusura della sfilata, però Ovvio. ecco, un tessuto come questo perché è un tessuto molto povero, che però come vedi lavorato, questo è tutto cucito a mano,
crea abiti fantastici che danno quel dettaglio che può veramente rendere femminile chiunque, e Bravo. associato al colore, alle fantasie, crea tutto un mondo colorato e molto femminile. Quindi sicuramente la femminilità, il colore. Questo mi dà... Femminilità, colore, eleganza, 15 secondi di spot, torniamo tra poco. Allora, c'è questa riapertura, noi stiamo ripartendo, sta ripartendo anche Andrea Bertini, stilista e ideatore del brand Antudo Fashion. Allora, il capo, l'abito che è alle tue spalle, qualcosa di straordinario. Manca un pezzo, mi sa, è vero Andrea? Perché lo sto appunto ultimando ed è smontato, quindi ecco, è un gilet in tulle, poi c'è Ok. che penso vedremo più tardi in video, e poi un body e una gonna rossa lunga. In video penso vedremo il fitting che io ho fatto con la mia modella, che è Viviana Falanga, che è Ok. la mia musa, ecco. Ed è un abito che andrò a scattare a breve, molto editoriale, e che ho pensato come pezzo di chiusura di una collezione che ho disegnato appunto, con questi abiti di tulle, che spero Bellissimo. ecco. Sì, dai, dai Andrea, perché noi ti vogliamo vedere veramente prestissimo sulle passerelle di tutto il mondo. Mi raccomando, porta il Made in Sicily in tutto il mondo perché noi siamo convinti che tu ce la farai. Video di questo abito strepitoso, vediamo. Eccolo qua, hai visto? Io mi sono riservata proprio sul finale questa cosa che è veramente bellissima. Bellissimo abito, complimenti Andrea, cioè sei strepitoso, un effetto straordinario, non solo abiti ma anche accessori. Accessori sì, da poco abbiamo iniziato con le borse, presto anche scarpe. Sì, cerchiamo di tutto, perché si può fare, ecco, perché ci sono le realtà con cui riusciamo a collaborare a Palermo per tutto, per scarpe, per borse, quindi ci tengo a dire che oggi una cliente che vuole un capo originale, sartoriale, unico, disegnato per sé, realizzato per sé, lo può fare assolutamente a Palermo e con un risultato ottimo. Io non parlo per me, parlo soprattutto per gli altri, perché ripeto, ci sono tantissime realtà artigianali che danno la possibilità oggi di avere un prodotto di qualità fatto qui in Sicilia. Questo anche perché la cliente oggi è molto esigente, ma non esigente, sa che ha la possibilità di poter scegliere il capo che indossa, sì l'industriale, sì il marchio assolutamente, però perché no ogni tanto anche il capo su misura, il capo artigianale, perché è un capo che dura in eterno, che Ovvio, è un ha capo una... unico. Esatto, esatto, che non ha Eh, nessuno, perché quando io faccio i pezzi, i capi per i miei clienti, vuoi per il pronto, per la cerimonia, sono capi unici che sono fatti per loro, quindi escono da qui con un capo che non troveranno da nessuna parte, perché nel dettaglio, nel colore, nel tessuto è fatto da me assieme alla cliente. Sono anche loro un po' che stiliste creative, questa è una cosa fantastica. Ok, ricordiamo che gli accessori sono personalizzabili proprio in base all'abito che poi si sceglie, no? Quindi ecco, diciamolo pure. È un tessuto ricamato per cerimonia rosa, ecco, quindi io poi oltre l'abito faccio chiaramente la pochette abbinata. Oltre questo modellino poi ce ne sono tanti altri che Certo. sono Di tutti possibili. i tipi, ecco, pochette, baguette, mini bag, insomma c'è un po' veramente di tutto. Andrea, allora siamo in chiusura, abbiamo soltanto 30 secondi. Mi lanci un messaggio per i giovani che come te vogliono investire sul proprio futuro e vogliono lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria giovanile? Abbiate coraggio, perché se avete coraggio ce la potete fare assolutamente. Io ancora non ce l'ho proprio fatta, però sicuramente ho avuto molto coraggio e devo dire che questo ripaga, perché sicuramente se avete passione potete assolutamente buttarvi in quello che è il vostro futuro, quella che è la vostra idea.
Bravo Andrea, ci piace molto questo messaggio. Un paio di saluti magari al volo riusciamo a mandarli, Nicolò, a spedirli. Mentre abbiamo Andrea, ciao Cristina, un saluto ad Andrea, grandissimo talento, è vero, concordo, davvero. Grande Andrea, scrive Ida Giulia Coletta. Bravo, complimenti, scrive Antonietta. Antonietta Ciambascio. Buongiorno, scrive Daniela Spalvieri. Buongiorno anche a te. Quindi vabbè, salutiamo anche tutti gli altri. Grazie per averci seguito. Andrea, io ti voglio prestissimo ospite perché voglio i video di tutte le sfilate di mezzo mondo. Non mancherò. Sei davvero un talento. Un talento. Andrea, dobbiamo ricordare però anche l'indirizzo, eh? Sì, l'atelier è in via Pirandello 44 Palermo. Ecco. Vuoi dire qualcosa in chiusura? Grazie a tutti, grazie mille per avermi ospitato oggi. Sono un super fan della pagina e mi fa sempre piacere essere vostro ospite, quindi grazie mille e un saluto a tutti. Mi raccomando, contattatelo Andrea. Andrea, come ti contattano se insomma... Sì, Instagram, Facebook, Antudo Fashion, trovate le pagine, ci sono tutti i contatti, io poi sono sempre in atelier, quindi mi trovate anche a me di persona qui. Perfetto. Grazie Andrea, un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto davvero. Ciao, ciao Andrea. Ciao, grazie. Ciao. Arrivati al termine di questa nostra avventura, attenzione perché in questi giorni ci saranno un sacco di novità che piano piano vi dirò, perché c'è una bella novità, ma intanto vi saluto e vi rimando a domani. Domani ci ritroviamo con Io Compro Siciliano Live a mezzogiorno. Un bacio a tutti, sigla, a domani, ciao.